Siamo in compagnia di Maurizio Erbì, selezionatore della rappresentativa giovanissimi. Mister, per lei questa nuova esperienza alla guida dei migliori giovani sardi che cosa significa? Significa comunque mettersi in gioco con una nuova esperienza che sicuramente era già da qualche tempo che volevo fare, è capitata l'occasione quest'anno e sono ben felice di aver iniziato questo percorso con la rappresentativa sarda. Ecco mister, lei praticamente prende i ragazzi che sono appena usciti dall'esperienza della scuola a calcio e fanno campionati agonistici. E quali sono le carenze principali che ha riscontrato in queste selezioni? Ma diciamo che l'aspetto che secondo me è più evidente, al di là dell'aspetto tecnico, che quello è sempre migliorabile perché sono comunque sia in una fase di miglioramento, i ragazzi stanno, come dire, Una fase di crescita. iniziando un percorso nuovo, escono dalla scuola a calcio, iniziano a fare gli esordienti, poi giovanissimi, ma diciamo che se lavorano bene in questi 4 anni sicuramente possono migliorare ancora tanto. La cosa che più secondo me bisogna lavorare su questi ragazzi è soprattutto sull'atteggiamento mentale. Ci sono dei ragazzi che hanno talento, che hanno delle capacità tecniche, ma secondo me non credono a sufficienza in loro stessi e qualora evidenziano anche queste difficoltà serve un tecnico, ecco perché dicevo prima, non solo che lavori dal punto di vista tecnico, ma proprio dal punto di vista dell'atteggiamento mentale, cercando di farli crescere nella loro convinzione, sapendo che attraverso l'impegno, il lavoro e l'allenamento possono migliorare a tal punto che possono anche non mettersi dei limiti, ecco, però questo è un aspetto molto importante che secondo me manca, l'atteggiamento mentale, che non vuol dire presunzione, ma vuol dire ovviamente che tutto parte dall'allenamento per potersi migliorare, per poter affermare le proprie capacità, le proprie condizioni. Ecco, da questi primi raduni che indicazioni ha tratto? Avete già definito più o meno il gruppo che parteciperà poi al torneo delle regioni? No, non abbiamo definito il gruppo, però stiamo creando una base su cui poter lavorare e ogni 2 settimane stiamo facendo questi raduni che ovviamente ogni volta portano 12-15 ragazzi nuovi, come anche oggi, che hanno la possibilità di mettersi in mostra, di farsi conoscere e poi ovviamente di continuare a venire qua con me, con il gruppo per poter, diciamo così, vedere se ci sono poi le condizioni finali per poter venire in Calabria a maggio quando partiremo. Al momento però non ci sono decisioni prese definitive, ma ci sono delle prime decisioni che possono essere sempre rettificate qualora ovviamente troviamo dei ragazzi migliori di quelli che abbiamo attualmente. Le porte sono aperte per tutti i ragazzi, anzi sono stati tutti invitati a fare qualche allenamento in più, a migliorarsi, perché poi i giochi non sono ancora fatti per nessuno. Certo. Benissimo, noi ringraziamo mister Erbì, mister, un grande in bocca al lupo per questo torneo delle regioni. Grazie. A lei e a tutti i ragazzi.